l'ho richiamata per tempo, non è intervenire, per tempo delle pagelle, allora c'è per anni della delibera, su. Adesso facciamo indicare l'assessore e poi lo chiamo. Prego, assessore. Grazie Presidente. Allora, vediamo di cercare, spero di essere abbastanza puntuale e rispondere a tutto quello che sono state le osservazioni, ma soprattutto rispetto all'iter procedurale che ha seguito appunto l'approvazione poi in commissione di questo piano di riorganizzazione. Allora, quando fu presentato il piano regolatore in Consiglio Comunale, alle gare c'erano delle osservazioni presentate dai privati, tra queste anche quella delle Segre, che è stata bocciata dal Consiglio Comunale. Successivamente il piano regolatore è andato in Regione. Analogamente alla presentazione in Regione del piano approvato del Consiglio Comunale, le Segre spediscono una nuova osservazione, che non è uguale a quella presentata qui, ma leggermente modificata. Comunque presenta un'osservazione. Quell'osservazione in Regione è stata approvata. Il piano regolatore torna in Consiglio Comunale per la controdeduzione alle osservazioni approvate dal Consiglio regionale. In quella situazione, in quell'occasione, furono presentati degli emendamenti. Questi emendamenti in qualche modo vanno a modificare quello che è stato deciso in Regione, anche perché al momento in cui viene licenziato di nuovo il punto va in Regione e fa il passaggio in comitato tecnico dove accettano questi emendamenti, e quindi in pratica l'approvazione definitiva poi della Regione è con l'accettazione degli emendamenti. E adesso vado al punto dell'emendamento. L'emendamento numero 27620 del 25 luglio 2005, presentato qui al Consiglio Comunale, prende atto di questo e dice che l'approvazione di tale osservazione non comporterà minimamente nessun aumento di cubatura residenziale. Faccio presente che in Regione, quando fu presentato l'osservazione da parte delle Segre, fu aumentata anche la cubatura. Comunque in questo caso qui si dice che non prevede nessun aumento di cubatura, ma viene concessa conformemente al voto regionale la destinazione G8 con i parametri del sottozona F3 al fine di realizzare su una porzione di 20.000 m² un impianto sportivo di cui quella zona di Ciampino è attualmente sprovvista. Questo qui significa che in pratica quell'F3 che aveva destinato, che aveva deciso la Regione attraverso la firma di Carini, qui viene cambiata, viene data una nuova denominazione che è G8, e successivamente continua dicendo comunque essendo un intervento che ricade nella sottozona G8, e quindi conferma ancora questo utilizzo di questa nuova denominazione, è attuabile con la presentazione di un CUA. Il medesimo sarà regolato con un'apposita convenzione e via dicendo. Questo è quello che è stato poi mandato in Regione, ecco perché noi abbiamo in pratica dato questa denominazione di G8. Come aveva detto la Presidente Del Monte, nella commissione del 18, in pratica noi abbiamo licenziato il punto, però demandando agli uffici, all'assessore, di verificare alcune situazioni che riguardavano semplicemente, precisamente l'allegato che era all'emendamento protocollo 27987, perché proprio in quella discussione, come lei ricordava benissimo, consigliere Calvas, fu fatto osservare che in effetti forse quella legata all'emendamento faceva riferimento a un'altra area, che era quella dove c'era la destinazione RSA. Successivamente gli uffici hanno preso atto di quello che era stato evidenziato nella discussione e tornando appunto presso gli uffici, successivamente nella definizione del 18 fu messo proprio questo, che si lasciava licenziare tutto con la possibilità di verificare questa situazione. Gli uffici, verificata quella situazione, si sono resi conto che dalle trascrizioni dei verbali del Consiglio Comunale in effetti il riferimento poteva essere quello che era stato
tornati quindi in commissione, forti di questa dichiarazione che ci dava anche la possibilità di avere un'ulteriore area, abbiamo approvato definitivamente il punto. Mi sembra che ho detto tutto. Ah sì, sì, appunto, che dicevamo nell'emendamento viene detto che appunto la presentazione dovrà essere di un QA e noi applichiamo quindi questo QA. Tra l'altro l'ultima cosa, la consigliera contestabile diceva che non era molto chiaro il fatto che il non residenziale veniva utilizzato poi come residenziale. Allora se l'utilizzo viene fatto come residenziale incorre nelle sanzioni di legge, quindi se è stabilito che non residenziale è non residenziale. Bene, mi auguro che tutti abbiano avuto i chiarimenti che cercavano. Adesso non abbiamo altri interventi, quindi procediamo alla votazione della deliberazione. Prego, dichiarazione di voto. Grazie. No, perché noi siamo partiti molto critici, ma nell'ambito di quella era la spiegazione avremmo voluto anche essere convinti sia dall'assessore che dalla dichiarazione della Presidente della Monte. Purtroppo però non è così, non siamo convinti, non siamo stati convinti, anzi alcune posizioni secondo me ci rafforzano, perché solo per precisazione di un paio di cose, è vero che il 18 io non me lo ricordavo, ma è scritto che avremo licenziato il punto e ci saremo aggiornati per presentare il piano di amministrazione convenzionale, la delibera della convenzione. Ma noi, nessuno di noi ha parlato di queste mancanze. Noi parliamo del fatto che, come ha detto adesso l'assessore, la relazione tecnica, non c'è scritto di fare la relazione tecnica, Presidente. La relazione tecnica è stata modificata nel 23 e la nota che ci ha fatto vedere adesso l'assessore è del 24, perché, e lo continuo a ripetere, nonostante si continuasse non solo dal consigliere Ballas, ma cosa ancora più, secondo me grave, dallo stesso proponente, il consigliere Addessi aveva già detto alla prima commissione che non gli sembrava che fosse così quell'emendamento, che non era riferito a questa zona, ma era riferito alla RSA, alla zona sanitaria. Ciò nonostante siete andati avanti tranquillamente, fino a che evidentemente avete fatto una riunione di maggioranza ed è venuta fuori quella che era una verità incontrovertibile, per cui qualcuno avrà preteso che quell'emendamento venisse applicato in maniera moderna. Non ce ne raccontiamo le cose come se fosse tutto fatto e come se vivessimo nel mondo dei balocchi. Per cui è stata fatta di corsa una richiesta dal proponente, perché altrimenti rischiavamo di fargli approvare qualcosa che quel poveraccio, chiamiamolo in senso buono, non doveva neanche darci. Quindi i sospetti che avevamo di poca chiarezza, non perché ci sia qualcosa sotto, ma perché questa fretta che avete in questo momento di approvare l'estensione C dopo ne avere un'altra, e quantomeno a 5 mesi dalle elezioni, dal 2002 o dal 97 che è ferma, forse, ripeto, potevamo fare le cose in maniera più chiara e tranquilla per tutti. Lo stesso Presidente, che ogni tanto si ricorda per far vedere la composizione, si asterrà. Grazie, noi però potremo votare. Grazie.